carri armati ancora in strada, ma con la bandiera ucraina. E allora daremo armi a Kiev fino alla fine della guerra, dice il presidente degli Stati Uniti Biden, e poi aggiunge siamo pronti a tutto. Linea al corrispondente da New York, Claudio Pagliara. Sì, dunque Biden determinato a fermare Putin chiede una cifra record al Congresso, 33 miliardi di dollari per aiuti aggiuntivi militari e umanitari e nuovi strumenti legislativi per sequestrare i beni degli oligarchi. Dalle parole del Presidente si capisce che a Washington si prevedono tempi lunghi. Biden dice: daremo armi all'Ucraina finché non cesserà l'aggressione russa. Poi aggiunge: non consentiremo mai a Putin di sottomettere il paese. Parole dure anche sul gas che Biden dice la Russia usa come un'arma. Non consentiremo questo ricatto, aiuteremo gli alleati a far fronte a questo problema. Altera anche al Cremlino che agita sempre più spesso lo spettro di una guerra nucleare. Le parole del Presidente, poi la linea torna a te, Laura. Numero 1, questa è una scusa per il loro fallimento, ma numero 2, e anche se davvero dicessero sul serio, nessuno dovrebbe fare commenti estemporanei sull'uso di armi nucleari o sulla possibilità di usarle. È irresponsabile. La Russia sostiene che è una guerra per procura. Cosa farei se dovesse agire contro di noi? Siamo pronti a qualsiasi cosa loro facciano. We are prepared for whatever they do. E arrivano avvertimenti e minacce da Mosca dopo il voto con cui il Bundestag tedesco ha approvato la consegna di armi pesanti all'Ucraina. Andiamo in diretta dal corrispondente Sergio Paglini. Sergio, cosa ha detto oggi il Cremlino?